Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, da come avete visto nel mio diario personale su Facebook ho iniziato una piccola carrellata di domande gratuite per i miei amici e anche per gli amici chiaramente del gruppo di Legare del Marietto Veneziano se vengono nel mio diario. E quindi rispondo alla prima domanda della nostra famosa e mitica ormai Antonella Mosca, che ormai è una colonna, da tanti anni che la conosco, e quindi vediamo subito la prima domanda che ci fa la nostra Antonella. Adesso scorro su e dice: grazie, se possibile per Alberto 22379 e Lara. Lara è un nome molto importante, ricordatevi, 15280. Vediamo per questa stesa di cuore. Quindi farò velocemente una mischiatina per Alberto e Lara e vediamo cosa ci dicono con solamente 5 carte. 1 2 3 4 e 5 e vediamo un po'. Allora mettiamole bene le carte a favore di camera e voilà. All'inizio vediamo che magari c'è un pochettino di non furberia, ma diciamo che l'inizio è stato un pochettino impegnativo, no? Perché magari qualcuno dei due non era molto, come si suol dire, chiaro. Però vediamo che abbiamo la matrice e la superbia che viene bilanciato da una carta molto importante, la conversazione, gioia, serenità. La conversazione vicino a sospiri fa presagire che questa coppia abbia attraversato un attimino di momenti impegnativi, però visto che la superbia come pavone ha dietro un muro, vuol dire che la matrice che aspettava questa rivelazione, quindi molto probabilmente la Lara, quindi vede che i suoi sospiri, cioè la sua perseveranza è premiata perché vediamo che ha conversazione. Quindi penso che sebbene l'inizio non sia stato, come vediamo le sibille, molto positivo, cioè magari con qualche screzio, poi la perseveranza della Lara in questo caso qui, perché vediamo una donna, abbia un po', come si suol dire, smussato in Alberto qualche spigoletto e tutto poi si appiana. Vediamo che si appiana. Chiaro, Alberto è anche un uomo fortunato perché se avvicina una donna che insomma vedete con la matrice e sospira, vuol dire che chiaramente le vuole bene. Quindi io vedo con queste carte che non è facile, c'è qualche montagna russa, però vedo una grande costanza da parte di questa Lara, che ripeto, Lara è un bellissimo nome. Quindi cara Antonella, penso che la Lara è veramente tosta e vorrà sempre il bene di questo Alberto. Bene, passiamo alla prossima domanda. Passiamo alla prossima domanda, che è l'Antonella Maci. L'Antonella del 1965 e vediamo, mischiamo di nuovo le nostre sibille e vediamo la domanda. Allora vorrei sapere se trova la persona giusta per me. Vediamo questa domanda con 5 carte, mischiamo bene le nostre sibille chiacchierine e vediamo cosa ci dice. Attenzione che è un segno quando le carte rimbalzano. Vediamo un po'. La prima è denaro, gran signore, prigione, domestico e malinconia. Allora, queste carte qui fanno capire subito che la situazione è un po' impegnativa, perché questo che dovrà arrivare, perché arriverà sempre qualcuno per ognuno di noi, prima di tutto è una persona intelligente, molto probabilmente anche in un certo senso positiva a livello materiale, però attenzione che il suo arrivo, vedete qua, prigione, quindi ci limiterà un po', cara Antonella. Quindi
sì, è un signore, una grande visione, ma noi vedo che magari tu sei un pochettino non estroversa, però chiaramente lui cercherà cercherà in un certo senso di limitare, forse anche perché è una persona lungimirante, e quindi questo personaggio che arriverà molto probabilmente metterà non dei paletti, ma insomma cercherà di arginare, e quindi vediamo sul finale una malinconia un po' seguita prima cioè anticipata da un domestico, che molto probabilmente sarà qualcuno che ti aiuterà, però tutto sommato diciamo che questa persona che arriverà, perché arriverà, abbiamo visto Gran Signore, ti lascerà un po' di malinconia della tua libertà, in un certo senso non perduta, però metterà degli argini che però vedo che con denaro sono positivi, perché ti daranno una sicurezza anche materiale. Quindi, cara Antonella, io vedo che sì, arriverà, perché lo vediamo qui, Gran Signore, però in un certo senso ti arginerà, ti contenerà, ma per il tuo bene. Quindi sarai un po' malinconica, ma sappi che lo fa per il tuo bene. E quindi abbiamo risposto anche all'Antonella. Bene, andiamo avanti con le altre domande e rispondiamo alla Tiziana Luci, che è una mia amicizia di lunga data dei gruppi di Facebook. Mischiamo le carte e vediamo alla risposta se troverà l'amore della sua vita. Vediamo un po'. Questa è una domanda precisa, quindi giriamo 5 carte. 1, 2, 3, 4 e 5. E vediamo un po'. Sacerdote, vecchia signora, falsità, gran consolazione e amica. Mettiamoli bene a favore di camera. Bene, allora, prima cosa che vediamo, questo sacerdote, questa persona che arriverà, diciamo che è una persona saggia, intelligente, e anche una persona di legge, e quindi in un certo senso sarà una persona valida. Vedo anche la vecchia signora, e quindi vede in te una persona saggia, del suo stesso livello, che lo proteggerà anche. Però vedo che c'è un po' di altalena, diciamo, con questa falsità, perché il gatto non è che sempre deve essere visto come qualcosa di negativo, anche se sotto c'è falsità, anche perché il gatto, ricordiamoci che è un animale che è visto con 9 vite. Quindi in queste sibille qui vedo che il gatto è chiuso fra vecchia signora e gran consolazione. Quindi è vero che ci sarà qualcosa da mettere a posto, però tutto sommato quest'uomo che arriverà, e arriverà perché lo vediamo nel sacerdote, ti ammirerà perché sei una persona saggia, ci sarà qualcosa da mettere a posto, gran consolazione. E poi vedo anche un qualcosa che è come un'amica, come qualcuno che ti aiuterà a trovare questo personaggio qui. Molto probabilmente sarai anche aiutata, vedi, in chiusura da questa persona. Quindi sì, arriverà, sarà sicuramente una persona che vale, una persona premiante, e quindi devi solamente stare un po' attenta, perché magari all'inizio ci saranno dei piccoli limatine da mettere a posto, ma vedo che qui in gran consolazione la cosa poi si risolve e sarai aiutata da un'amica. Bene, per Tiziana penso che la cosa si farà, cioè sarà una cosa molto positiva. E vediamo adesso la prossima domanda. Mischiamo le nostre sibille chiacchierini e vediamo l'Antonella Raimondo, delle mie amicizie di Facebook. La domanda: se Nicola 5 giugno 66 tornerà da me 5/11/76. Vediamo un po', questa domanda è un pochettino così impegnativa. Vediamo, 5 carte. 1, 2, 3, 4, 5. Sì. Allora, vediamo bene la situazione. La situazione è così. Vediamo che c'è qualcuno che ha cercato di mettersi in mezzo come un ladro, però
vedo gran consolante sorpresa e speranza. Tu hai sperato molto, stai sperando molto, sei fedele, e vedo anche un pochettino di vanità da parte di quel tizio. Diciamo che c'è qualcuno che sta rimando contro di nascosto, hai una consolante sorpresa. E vedo la tua speranza che sarà premiata, perché fedeltà e la superbia. In questo caso qua vedete che c'è il muro dietro. Il muro è importante perché la superbia, il pavone, ha doppia valenza, può essere visto se è preceduto da una carta negativa in modo negativo, ma il pavone, che è una cosa regale, se è preceduto da fedeltà e da chiaramente speranza, le cose invece vogliono dire che si faranno, e si faranno anche in un modo molto molto positivo. Quindi anche in questa stesa io direi che c'è qualcuno che rema contro, ma alla fine, cara Antonella, vedo che le carte sono dalla tua parte. Le sibille dicono che molto probabilmente avrai una bella sorpresa, anche molto prima di quello che tu pensi, perché la tua speranza sarà premiata. Bene, vediamo adesso Olga Merolli. Vediamo un po' alla domanda: entro 3 mesi avrò amicizie premianti. Voilà. Vediamo un po' la nostra Olga, anche lei è un'amicizia del mio diario e anche del canale del Marietto Veneziano. Vediamo un po'. 5 carte alla domanda: se entro 3 mesi avrò delle amicizie premianti. Viaggio, disgrazia, stanza, amore e giovane fanciulla. Queste carte danno l'idea del tuo impegno a cercare delle amicizie premianti, perché vedo che, allora, la prima cosa è che tu stai cambiando mentalità e visione, perché vedo che c'è viaggio, cambiamento. Quest'uomo a cavallo sta a indicare che cambierai il modello anche di vedere amicizia. Infatti vedi disgrazia, cioè questa carta che segue il viaggio ed è dentro la stanza, che è un simbolo di sicurezza, vuol dire che dentro di te c'è un cambiamento, però un cambiamento seguito dalla fortuna. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che stai cambiando radicalmente il modo di vedere anche le tue amicizie, e cerchi delle amicizie che siano premianti, ma con la fortuna non puoi altro che aspettarti che arrivino. Entro 3 mesi, da questo punto di vista sei una ragazza fortunata, e vedo che hai questa giovane fanciulla che, anticipata dalla fortuna, direi che sì, avrai delle amicizie premianti, che ti aiuteranno nel tuo cammino. Certamente attenzione, perché il tuo modo di vedere certe amicizie che prima magari pensavano premianti sono state, vedi qua con questo fuoco, sono state un po' cancellate. Però tu, visto che sei una ragazza fortunata, ti stai ricostruendo il tuo piccolo nido, la tua piccola stanza, e quindi sarai aiutata anche da una fanciulla. Quindi io direi di sì, entro qualche mese, forse magari non 3, ma nel periodo corto, perché le sibille sapete che più di 6 mesi fanno fatica a vedere, avrai questa fortuna di incontrare sicuramente qualcuno di veramente premiante per il tuo livello. Sì. Bene, cari amici, io ho risposto a 5 domande delle mie amicizie che sono anche iscritte al canale del vostro Marietto. Vi chiedo agli altri che staranno guardando questo video, se non si sono ancora iscritti al canale di Hildegarda e Marietto di Veneziano, di iscriversi al canale di YouTube, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di venire anche nel gruppo o canale di Telegram, perché ogni lunedì sera facciamo e ci ritroviamo per studiare concetti esoterici. Grazie, cara.